È venerdì 13 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gaiano. E buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, fra poco gli aggiornamenti sul maltempo, vi diciamo subito che risulta chiusa intanto l'autostrada A18 nel tratto tra Giarra e Tremestieri in entrambe le direzioni. Ma intanto le notizie di cronaca ci portano a Palermo, dove una donna è stata accoltellata all'uscita dal parrucchiere. È stato fermato il responsabile, il presunto responsabile di questa aggressione. Si tratta di un uomo con problemi psichici. Facciamo il punto nel servizio. Accoltellata alle spalle dopo essere uscita dal parrucchiere, una donna di 56 anni, Maria Luigia Tricarico, è stata ferita gravemente in via Libertà a Palermo all'altezza di piazza Alberico Gentili nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo che è stato fermato e che ha problemi psichici l'ha seguita e colpita con la lama alla schiena, poi è subito fuggito a piedi. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Villa Sofia, dove si trova in gravi condizioni. La coltellata è stata inferta al dorso. La donna, dopo essere stata accoltellata, si è rifugiata in un negozio da dove è stato lanciato l'allarme. La vittima ha riferito che mentre camminava ha sentito improvvisamente il colpo. La caccia all'uomo è andata avanti per un paio d'ore, poi alle 20 il fermo. Una sua descrizione era stata diramata agli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che sono riusciti in poco tempo a risalire all'aggressore. È un fatto di cronaca avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Adesso vediamo un po', torniamo ai quotidiani, anzi andiamo per la prima finestra ai quotidiani con Luca Ciliberti. Allora prendiamo subito questa notizia, facciamo vedere paura in via della Libertà, qui siamo su Repubblica Palermo, accoltellata alla schiena ma è giallo sul movente, è stato fermato, come abbiamo sentito dal servizio, un uomo con problemi psichici, la donna ha un polmone perforato, quindi è in gravissime condizioni. Le testimonianze: con la signora Luigia avevamo trascorso un pomeriggio all'insegna del riposo, racconta una delle dipendenti del parrucchiere dove si è recata la signora. Era una nostra cliente, viene da noi da anni, e con lei avevamo chiacchierato amabilmente, ci aveva parlato appunto della sua famiglia, quindi nessuna sospetto che quello potesse essere un pomeriggio terribile. E invece alle 18:30 la donna saluta, esce, si incammina in via Mondini per prendere l'auto e viene improvvisamente accoltellata. Nessun movente, ma insomma la dinamica sembra abbastanza chiara, visto che l'autore ha problemi psichici, come è stato accertato. La notizia ovviamente si trova anche su altri quotidiani, facciamo vedere uno su tutti, è l'apertura del Giornale Sicilia, che è il quotidiano di Palermo, accoltellata senza motivo, terrore in Viale Libertà. Sì, grazie Luca. Adesso, come anticipato, parliamo del maltempo, un maltempo che sta imperversando, come già annunciato, sulla zona tirrenica, ma non solo. Ci sono diversi luoghi che hanno subito danni e, come anticipato prima, è stata chiusa anche l'autostrada Messina-Catania nel tratto tra Giarra e Tremestieri in entrambe le direzioni. Ci colleghiamo allora con Francesco Triolo, che sull'autostrada si trova per l'appunto sulla A18. Francesco, ci puoi fare il punto? Sì, buongiorno Angelo. Casello di Tremestieri dell'autostrada 18 del Messina Catania, tutto chiuso, ci sono i mezzi del consorzio a bloccare tutte le auto, si è creata una fila immensa, naturalmente sulla tangenziale di Messina, sta piovendo, una situazione, quella di questa notte, veramente critica in tutta la città, con alberi caduti, con blackout continui per tutta la notte, raffiche di vento che sono state fortissime. E vi do due dati: alle 3 di notte a Messina, Puntale Bandiera, che si trova a Dinnammare, la stazione di rilevamento 151 km/h, a Fiume di Nisi, altra stazione di rilevamento 158 km/h intorno alle 4 di questa mattina. Chiuse le scuole, non era previsto, Santa Teresa, Furci, chiusa l'autostrada, i mezzi si vengono fatti passare da giù anche per chi deve raggiungere magari anche l'aeroporto. Considerate che non c'è la ferrovia in questo momento, l'unica strada d'accesso per Catania è o la statale o l'autostrada, poi l'autostrada chiusa, tutti sulla statale, e con i danni per il viadotto per l'uragano Harry sui paesi della costa ionica si immagina una situazione molto critica.
Questa è la situazione in questo momento ai caselli di Tremestieri, a Messina Città, tantissimi, come detto, gli alberi caduti, c'è ancora molto vento ed è prevista per tutta la giornata, per tutta la mattinata di oggi. Quindi è una situazione anche per i danni in costante monitoraggio. Grazie Francesco, chiaramente ci aggiornerai su quella che è la situazione in progress durante la mattinata, chiaramente avremo anche delle finestre se riterrai opportuno aggiornarci, però quello che ti chiedo, hai segnalazioni di interventi particolari da parte dei vigili del fuoco? Ci sono state delle In criticità? questo momento l'emergenza maggiore è legata alla caduta di alberi in diversi punti della città, da nord a sud. Sì, grazie allora Francesco, capisco che le condizioni Questo ad sono... esempio è Piazza Cheroli, Sì, sì, abbiamo visto per questa è l'appunto... Piazza Cheroli, ma anche Piazza Castronovo, la zona sud. Sì, allora Francesco, ci aggiorniamo magari più avanti nel corso della nostra trasmissione, perché vedo che sta piovendo, è iniziato anche a piovere con una Esatto. certa insistenza, quindi magari troviamo un posto dal quale poter riferire quanto avviene. Abbiamo indicazioni da parte della Protezione Civile rispetto alla... In questo momento no, c'è il COC aperto al comune di Messina, ma come vedete anche la connessione è ballerina, considerato pure che piove e come vi dicevo ci sono stati tantissimi blackout. Qua le uniche macchine che transitano sono quelle che sono passate prima della chiusura dell'autostrada, magari da Giarre, e stanno per arrivare, però in questo momento l'autostrada resta chiusa in entrambe le direzioni. Grazie, buon lavoro Francesco, ci risentiamo nel corso della nostra trasmissione per degli aggiornamenti. Questo è diciamo, il capitolo dedicato a Maltempo. Più avanti ci collegheremo anche con Catania, perché nella giornata di ieri si è diciamo, aperto una voragine e un tombino che probabilmente è collassato sul lungomare di Catania, e da lì vi racconteremo qual è la situazione, perché il tratto di strada sul lungomare è stato ancora chiuso con traffico deviato lungo via del Rotolo. Torniamo adesso invece alle altre notizie, andiamo a Niscemi, perché il GUP di Gela ha rinviato a giudizio il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e altri 6 imputati. Sono accusati per un fatto che risale a diversi anni fa, a induzione indebita per presunte assunzioni diciamo nella società che gestiva la refezione scolastica. Il processo comincerà a luglio, ma vediamo. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela Serena Berenato ha disposto il rinvio a giudizio del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e di altri 6 imputati nell'ambito di un'inchiesta che ruota attorno a presunte assunzioni pilotate nella società Si Ristora, incaricata del servizio di refezione scolastica per il comune. Il rinvio a giudizio arriva in un momento particolarmente delicato per Niscemi, con il sindaco Conti impegnato da settimane in prima linea nella gestione dell'emergenza frana che ha messo in ginocchio parte del territorio comunale. Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 il primo cittadino e l'allora presidente del Consiglio Comunale Fabio Bennici avrebbero fatto leva sui propri ruoli istituzionali per ottenere l'assunzione di almeno 5 operatori, un sistema che per la procura configurerebbe il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. A processo finiscono anche i vertici della Si Ristora, Giovanni Maugeri, Rosario Sortino e Giacomo Filetti, oltre al consulente tecnologo Vincenzo Sorci e all'ispettore sanitario Vincenzo Cascino, ritenuti intermediari nelle procedure di assunzione. Per Cascino è caduta invece l'accusa di esercizio abusivo della professione. Mi difenderò nel giudizio, commenta il sindaco Conti. Non capisco come possa aver indotto qualcuno, sono sereno e a disposizione della magistratura. Le difese intanto respingono ogni addebito. Il processo è fissato per luglio. E allora, mentre a Gela c'è il dramma davvero della frana, adesso c'è questa tegola per il sindaco. Un rinvio a giudizio che era ovviamente già anticipato dalle indagini, una notizia, come abbiamo sentito, dal servizio che risale a 6 anni fa, quindi fatti avvenuti tra il 2019 e il 2020. Nel racconto appunto di Niscemi trova spazio anche questa notizia che vede il rinvio a giudizio del sindaco. Assunzioni, come abbiamo sentito, nella ditta della mensa. Il sindaco ovviamente si difende, dice ci difenderemo a giudizio, appunto non si spiega come abbia fatto a indurre indebitamente appunto le
assunzioni in questa ditta. Secondo la Procura di Gela 5 le assunzioni fatte dalla società, se ci sia stato o meno appunto il pressing degli amministratori sarà appunto il giudizio, quindi il processo a evidenziarlo, ribadirlo oppure togliere qualsiasi dubbio appunto dal sindaco di Niscemi che, come abbiamo visto, sta vivendo i giorni dell'emergenza. Sì, a proposito dell'emergenza, ieri c'è stata questa riunione dei consigli regionali italiani proprio a Niscemi, una riunione straordinaria. All'ordine del giorno tra i tanti quello di un fondo per le calamità naturali. Vediamo in servizio e poi seguiremo proprio dai giornali quanto accaduto ieri a Niscemi. Niscemi è una comunità provata. Sono passati quasi 3 settimane dalla frana che ha cambiato irrimediabilmente la vita del comune nisseno. Chi può recupera dalle case abbandonate qualche effetto personale, altri sperano ancora di rientrare. Costante il supporto dei vigili del fuoco. Appena 12 ore prima in quell'area c'erano oltre 500 ragazzi che luogo della movida, e quindi poteva sfiorare la tragedia se soltanto l'evento, anziché alle ore 13, fosse accaduto alle ore 22-23 di sera. A Niscemi sono arrivati anche i presidenti dei consigli regionali italiani che si sono voluti riunire in sessione plenaria per approvare all'unanimità un ordine del giorno che sarà sottoposto poi al governo nazionale e all'Unione Europea per portare aiuti concreti alle popolazioni colpite dalla frana ma anche dal ciclone Harry. Iniziative sono intanto quelle volte a voler recepire dei fondi, anche con delle iniziative che i presidenti dei consigli regionali faranno nel loro territorio. L'amministrazione di Niscemi e gli altri comuni ci daranno anche un video che verrà trasmesso in alcune emittenti locali delle loro regioni, perché ci aspettiamo che anche i cittadini delle altre regioni, così come i siciliani hanno fatto in passato per eventi similari, possano darci una mano. Tra i punti concordati una cooperazione con il Parlamento nazionale per definire provvedimenti normativi in maniera di prevenzione e gestione degli eventi causati da calamità naturali e la richiesta di attuazione di un vero e proprio corpo di protezione civile europea. Spetta a noi come istituzioni sensibilizzarli, cercare di attivarci sia nel reperimento di risorse, ma soprattutto, come ho avuto modo di ribadire più volte, per cercare di fare da raccordo anche con il Parlamento per attivarsi di fronte a queste emergenze climatiche. Su Sanremo il Presidente Baleari sarà attivato in prima persona per cercare di sensibilizzare anche questo palco importante, un palco non solo nazionale ma internazionale, su quello che è accaduto qui in Sicilia. Allora, prima di tornare ai quotidiani e approfondire proprio le vicende che riguardano la frana di Niscemi, ci chiede la linea di nuovo Francesco Triolo perché ci sono delle novità a proposito dell'autostrada 18. Francesco. Sì, Angelo, perché subito dopo abbiamo chiuso il nostro collegamento, la polizia stradale ha dato l'autorizzazione alla riapertura dell'autostrada, però tutte le auto che erano incolonnate stanno andando piano piano in coda, uno per uno, dietro proprio la vettura della polizia stradale, una cosa che sta vedendo proprio in diretta, in itinere, quindi l'autostrada sta per essere riaperta totalmente, però in questo momento per precauzione si procede ad una corsia scortati dalla polizia stradale. Questo giusto per un aggiornamento sulla cronaca attuale. Grazie Francesco, allora tienici aggiornato su quanto avviene per il maltempo e tutto chiaramente quello che è collegato alle difficoltà che stanno vivendo non solo gli automobilisti in questo momento sull'autostrada ma anche le persone e evidentemente anche i centri abitati. Fra poco cercheremo di fare anche il punto. Torniamo allora a Niscemi invece, capitolo frana. Allora, andiamo frana e maltempo, diciamo entrambi, perché insomma sono argomenti che i quotidiani stanno evidenziando ovviamente oggi in edicola. Allora, Niscemi, l'intelligenza artificiale nell'indagine, quindi ci sono due diciamo filoni, l'indagine della procura, oggi ci sarà un secondo giorno con un di sopralluogo della procura di Gela con un sorvolo in elicottero nella zona della frana per cercare di capire se possono emergere delle responsabilità, quindi nell'indagine anche l'intelligenza artificiale, ieri c'è stata una prima parte di sopralluogo e poi la solidarietà delle regioni, e questo è il senso diciamo della riunione di ieri dei presidenti delle assemblee regionali, dei consigli regionali italiani. A Niscemi c'erano una decina in presenza, un'altra decina erano collegati, quindi il tema è portare diciamo all'attenzione di tutta Italia queste tragedie, quindi emergenze
emergenza maltempo e frana di Niscemi per diciamo, raccogliere quanti più aiuti e quanta più solidarietà possibile. Quindi questo è diciamo, il racconto che fa la Sicilia. Ci spostiamo anche sulla Repubblica di Palermo, robot in azione nella zona a rischio, ma ieri appunto è una giornata ventosa, nebbiosa, quindi insomma difficile diciamo, per i recuperi, poi c'è diciamo, lo stop che è arrivato dal governo sui contributi, quindi anche i cittadini colpiti dalla frana dovranno pagare i tributi diciamo, allo Stato, e poi invece come evidenzia anche il titolo, i consigli regionali che chiedono, quindi che si rivolgono anche all'Unione Europea, quindi all'Europa. Il presidente Galvagno, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa, dice: attraverso una cabina di regia si potrà intervenire fattivamente rispetto alle grandi criticità che si sono registrate in gran parte della Sicilia. Niscemi oggi è simbolo, e da qui vogliamo partire anche per una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite. E qui invece c'è uno dei robottini che in qualche modo sta cercando di operare nella zona nera, che è quella diciamo inaccessibile ai residenti, totalmente inaccessibile ai residenti, e con grandi difficoltà anche ai soccorsi, ai vigili del fuoco. Allora, do un aggiornamento per quanto riguarda proprio il maltempo, perché c'è un'ordinanza anche firmata dal sindaco di Mascali che ha chiuso le scuole per la giornata di oggi, quindi c'è una situazione in divenire, un'ordinanza firmata dopo che c'è stata una notte particolarmente complicata, vissuta proprio anche ancora una volta sul litorale ionico. Aggiornamenti chiaramente nel corso del nostro appuntamento di oggi. Adesso andiamo ad Agrigento, perché in via Firenze il dissesto diventa una vera emergenza. C'è stato il crollo di un muro di contenimento, questo ha trascinato con sé una parte della strada, lasciando un tratto di carreggiata sospeso nel vuoto e le fondamenta anche di case scoperte. Facciamo il punto e vediamo in questo servizio di Sardo qual è la situazione per l'appunto ad Agrigento. Gli fanno paura, un tratto di strada sospeso nel vuoto, il muro crollato, le fondamenta delle case completamente scoperte. Siamo in via Firenze, traversa di via Manzoni ad Agrigento. Qui il dissesto urbano è diventato emergenza. A fine gennaio il cedimento di un muro di contenimento ha trascinato con sé parte della carreggiata. Oggi resta una ferita profonda. Asfalto spezzato, terra franata, tubature piegate sotto il piano stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno disposto lo sgombero dello stabile. Tutte le famiglie hanno lasciato le loro case. Il dissesto strutturale è stato accertato. L'area del crollo è stata transennata e chiusa al passaggio per motivi di sicurezza. I residenti però raccontano che il problema andava avanti da tempo. Infiltrazioni e perdite d'acqua avrebbero lentamente scavato sotto la strada fino a far cedere il terreno. Ora si chiede un intervento rapido e definitivo per mettere in sicurezza la zona ed evitare che questa ferita nel cuore della città possa trasformarsi in tragedia. Torniamo ai quotidiani regionali con Luca Ciliberti. Allora, cominciamo a vedere anche i titoli di prima pagina. Abbiamo visto il Giornale Sicilia, quindi continuiamo la lettura del Giornale Sicilia, quotidiano di Palermo. Le notizie che riguarda la cronaca, appunto, in apertura, ma diciamo non è l'unica, perché ieri poi c'è stata anche una notizia che riguardava un gioielliere che ha visto i rapinatori e è riuscito a metterli in fuga, sempre nella centralissima Corso dei Mille a Palermo. Poi processo spacca ossa, questa era un'indagine legata appunto alle truffe delle assicurazioni, 25 assolti fra le false vittime, il motivo perché le intercettazioni non erano utilizzabili. In estrema sintesi simulavano incidenti stradali facendosi anche rompere arti per ottenere rimborsi economici dalle assicurazioni. Poi la politica regionale, quote rose in bilico, tentativo in extremis, la riforma bocciata in aula l'altro ieri, andrà nuovamente votata all'Assemblea regionale siciliana martedì prossimo.
Questo per quanto riguarda appunto il Giornale di Sicilia. Velocemente andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Sulla Gazzetta del Sud e il Maltempo, diciamo il titolo principale: coste flagellate dal mare in burrasca. Abbiamo visto il meteo non sta concedendo tregua, incubo maltempo soprattutto sul litorale tirrenico, isolate ancora le isole Eolie, le scuole chiuse a Messina e interrotte anche le linee ferroviarie Taormina-Catania, non solo per questa ondata di maltempo ma anche per quella precedente, perché appunto le linee sono state danneggiate, quindi ci sono anche i pendolari, ovviamente chi usa il treno che protesta per questa questione che appunto riguarda i treni. Sulla Gazzetta del Sud troviamo anche le questioni politiche che riguardano l'amministrazione comunale. De Luca Basile, già definite le liste per le amministrative, quindi il sindaco che si è dimesso e si è ricandidato già pronto per nuove elezioni. E ancora facciamo vedere invece la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Eccolo qua, a tutti i titoli di taglio nazionale, partendo appunto dal oro alle Olimpiadi dello sci, però la notizia a centropagina è la strada che crolla, il lungomare che crolla ancora, una nuova voragine a Catania, l'incubo maltempo a Palermo e Agrigento, l'intelligenza artificiale nell'inchiesta sulla frana di Niscemi, ma a Catania appunto questa voragine con questa foto emblematica, il sindaco trentino che oltre le transenne guarda appunto sconsolato questo cedimento in una delle arterie principali di Catania. Andiamola a vedere allora proprio tra le pagine della Sicilia di Catania. Guardate come anche curiosi, insomma, i tecnici cercano di fotografare questa immagine, questa voragine, perché diciamo è in qualche modo inspiegabile. Nuova voragine sul lungomare, stasera però la rassicurazione dell'amministrazione comunale: potremmo riaprire. In effetti ieri ci sono stati i primi rattoppi, diciamo, Luca, di questa scusa se ti zona. interrompo, se la regia ci supporta possiamo andare proprio sul lungomare a vedere, grazie al nostro operatore fino alla Leggia, i lavori in corso proprio a lungomare. Esatto. Questa mattina, se stacchiamo, vedete in questo momento si sta lavorando, si sta cercando di chiudere questa voragine che si è aperta. Fra poco là torneremo noi per collegarci per sentire il vice sindaco Massimo Pesce. Appunto ci sarà il vice sindaco che penso ribadirà l'appello che il sindaco già da ieri ha fatto, diciamo, evitate il lungomare per raggiungere la zona sud, perché appunto in questo momento è bloccato proprio per quei lavori che abbiamo visto. Diciamo, l'idea, diciamo, dell'amministrazione comunale, l'auspicio è quello di riaprire tra 48-72 ore, secondo quanto ha detto il sindaco. Vedremo adesso quanto ci vorrà per questi lavori. Ieri celebrazioni dell'8ª di Sant'Agata, quindi sipario stavolta definitivo sulla festa. Poi in estate è stata annunciata una nuova processione in Via del Rotolo in occasione diciamo, del 900° anniversario, diciamo, del rientro delle reliquie da Costantinopoli, quindi un giubileo agatino anche questo. In chiusura di questa prima parte della rassegna stampa vi facciamo vedere anche la Repubblica di Palermo. Ieri è arrivata Elly Schlein a Palermo per una iniziativa sul referendum per la separazione delle carriere, quindi sulla giustizia, una nuova questione meridionale, quindi è occasione per parlare appunto anche alla sua gente a Palermo, in Sicilia. La segretaria del Partito Democratico: dopo il ciclone, i benefici bocciati e pochi fondi, Meloni insulta il Sud. Quindi il dibattito si sposta sul piano politico. Di spalla l'aggressione, viene accoltellato in via della Libertà, è stato preso l'aggressore, abbiamo visto è uno squilibrato mentale, uno con problemi psichici. E poi la politica a centropagina, l'Assemblea regionale siciliana e le riforme negate, un flop da 12.000 euro al minuto perché nel 2026 l'Aula ha lavorato solamente 20 ore. Poi le questioni che abbiamo visto sulle quote rosa, la parità di genere e le proteste. Andiamo a vedere invece velocemente dentro questa notizia, perché è veramente curiosa. Eccola qua. 12.000 euro al minuto, devo dire, sono cifre che fanno riflettere. Il tema è che non sono state approvate, diciamo, nessuna delle norme fondamentali, quindi nessuna norma urgente, nemmeno quelle
per il ciclone e nemmeno quelle per il maltempo, del quale poi tutti si riempiono la bocca. Grazie Luca, torniamo da te per le pagine nazionali fra pochissimo. Intanto però possiamo vedere quella che è la situazione viabilità. Abbiamo visto quello che succede a lungomare, dove si sta lavorando, ma qui siamo alla circonvallazione, vedete il traffico non sembra congestionato, siamo al Tondo Gioieni. Dalla Tondo Gioieni passiamo a vedere anche sulla città di Catania ancora, vediamo via Vincenzo Giuffrida, anzi no, vediamo il Tondo Gioieni ancora via circonvallazione. La parte bassa, come potete vedere, al momento non ci sono delle criticità, soltanto in fondo in direzione Ognina c'è una colonna di auto, ma speriamo insomma che possa essere soltanto legata al semaforo. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida e vedete comunque qui il traffico è più sostenuto sia in entrata che in uscita, auto ferme comunque ai semafori. Non so se possiamo mostrarvi l'Etna, ecco, ve la mostriamo per quello che possiamo, perché ci sono dei movimenti nuvolosi che evidentemente ci impediscono di vedere proprio la parte sommitale del vulcano. La vediamo l'Etna, ci proviamo quantomeno da Taormina, eccola qui l'inquadratura, il golfo di Taormina con l'Etna sullo sfondo, ma ci sono tantissime nuvole. Ci dobbiamo fermare, siamo di corsa questa mattina davvero, però ci ritroviamo fra pochissimo per vedere le pagine dei quotidiani nazionali in edicola. Allora, torniamo di nuovo alla lettura dei quotidiani, andiamo a vedere quelli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera per la lettura dei quotidiani nazionali. Oggi ampio spazio su tutti i quotidiani, diciamo, allo sci, alle Olimpiadi invernali. L'Italia è seconda nel medagliere, ieri ha conquistato altre medaglie, altri ori importantissimi. Questa è Federica Brignone che conquista appunto un fantastico oro davanti al presidente Mattarella, ma poi c'è la Lollobrigida, Arianna Fontana, insomma medaglie d'oro tutte al femminile che spingono l'Italia appunto nella classifica delle nazioni più premiate. Pensate, il Corriere della Sera oggi dedica addirittura le prime 9 pagine ai trionfi azzurri, escludendo appunto poi il racconto di tutte le altre Olimpiadi. Quindi Brignone eroica, Lollo regala il bis, regine azzurre. Andiamo poi alle notizie diciamo di politiche, insomma, che riguardano altri argomenti. L'Europa, la spinta per cambiare. Ieri il vertice con i leader di Stato che si sono ritrovati appunto per discutere come, diciamo, affrontare questo periodo di crisi, di cambiamenti. Meloni che spinge sull'asse Italia-Germania, e poi ancora altra notizia che è quella che riguarda la bufera sulle frasi di Gratteri, il procuratore di Napoli, che adesso andremo a leggere anche su altri quotidiani. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccole qua, sul referendum giustizia e scontro sulle frasi su Gratteri. Il procuratore di Napoli: voteranno sì, questa è la frase incriminata, indagati e massoneria deviata. Quindi insomma si sollevano le proteste della maggioranza e del ministro della giustizia Carlo Nordio, che invoca per il procuratore di Napoli il test psicoattitudinale. Le parole di Elly Schlein da Palermo diventano titolo di prima pagina anche su Repubblica Nazionale, e Meloni a politicizzare il referendum. La sferzata di Draghi che parla all'Unione Europea, l'ex presidente del Consiglio: non c'è più tempo, dice, bisogna andare avanti, così come dice Letta, sul mercato unico. E poi ancora, vedete di spalla miracolo Brignone e Lollobrigida oro bis, quindi il successo dello sci azzurro. Qui c'è la foto di cui vi parlavamo, di Mattarella che si congratula appunto con l'atleta azzurra, un Mattarella diciamo in versione sportiva con questo giubbotto appunto della nazionale italiana. Andiamo a vedere La Stampa, eccola qua, nuova Unione Europea, scoglio sull'Eurobond, l'allarme di Draghi che dice l'economia peggiora, è urgente agire tutti insieme. Meloni favorevole, ma il tema divide, quindi insomma il dibattito si sposta sulle questioni che riguardano l'Unione Europea, l'Unione a più velocità.
Ancora lo sci in prima pagina anche sulla Stampa, che bello avere Fede e Federica Brignone. Il quotidiano di Torino mette anche un lutto nell'economia e nell'industria italiana, è morta Maria Franca Ferrero, diciamo una delle ereditiere, una delle, diciamo, dei capitani d'impresa dell'azienda tra le più floride in Italia, la Ferrero appunto. Eccola qua la foto di Donna Franca, Donna Maria Franca. Andiamo a vedere altri quotidiani, spostiamoci sui quotidiani, diciamo, che trattano un po' più le materie politiche. Anche qui vedete nessuno si esime dal mettere in prima pagina i successi dello sci azzurro. Poi l'Unione Europea chiude i confini, siamo sul Giornale, i giudici li riaprono, garantita la protezione irregolare, simbolo dello scontro Meloni-magistrati, quindi ancora diciamo la deriva dello scontro tra magistratura e politica appunto sull'immigrazione. E poi le parole di Gratteri: i delinquenti votano sì. In realtà ha detto imputati e massoni, non delinquenti. Gratteri indigna tutto e quindi Nordio chiede il test psicoattitudinale. Ancora su queste parole di Gratteri, apre Libero, referendum si passa gli insulti, per il sì indagati e massoni, appunto Gratteri fuori controllo. Quindi vedete c'è come dire una lettura in qualche modo critica di queste parole. Addirittura qui Gratteri, ma che stai a dire, questo è il Tempo, insomma, su queste parole che hanno spaccato, insomma, l'opinione pubblica e la politica italiana. Andiamo a vedere invece i quotidiani diciamo, di altra natura, diciamo, ecco, questo è il Fatto Quotidiano. Contro Albanese la lobby, Albanese diciamo, la relatrice all'ONU che in qualche modo ha incarnato le posizioni della sinistra contro il governo. La lobby francese delle armi dell'IDF, caccia alla strega, l'esperta denunciò l'export di armi a Tel Aviv da un colosso d'Oltralpe e il net ha pagato pure i viaggi ai deputati di Macron. Quindi questa è una, diciamo, una indiscrezione che in qualche modo mette in prima pagina in apertura il Fatto Quotidiano. In chiusura vi facciamo vedere anche il manifesto, eccolo qua. State sereni, leggi liberticide, fermo di polizia, blocco navale e deportazioni. Meloni chiede durezza, questa è la domanda. Tranquilli, è tutto un bluff, l'opposizione fa spallucce, resta zitta, sottovalutata la svolta autoritaria del governo contro migranti e dissidenti, condivide l'emergenza sicurezza. Quindi sul tema dell'emergenza sicurezza l'apertura del manifesto. Grazie Luca. Allora noi ci fermiamo, al rientro in studio andremo sul lungomare di Catania per seguire in diretta l'evoluzione dei lavori di ripristino dopo che ieri si è aperta una voragine proprio sul lungomare, il tratto di strada è chiuso e sentiremo anche la voce del vice sindaco di Catania, Massimo Pesce. 38, bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora andiamo adesso sul lungomare di Catania, vedo già sui monitor di servizio il nostro Edoardo Sergi. Edoardo, buongiorno, intanto stiamo aspettando l'arrivo del vice sindaco di Catania Massimo Pesce, però mentre siamo lì possiamo raccontare, possiamo fare vedere cosa sta succedendo magari in diretta, come stanno operando i tecnici del comune per cercare di ripristinare il manto stradale. Sappiamo che in questo momento il transito sul lungomare è di fatto chiuso. Esatto Angelo, come hai detto tu, traffico ovviamente limitato su via Barraco e diciamo nelle vie limitrofe, perché in questo momento ci sono i lavori, in questo momento proprio sono fermi perché ci siamo noi dentro l'area di cantiere, ma riprenderanno appena noi usciremo. E quello che ti dico è che appunto la voragine ovviamente c'è, è stata ampliata, però non vogliamo fare allarmismi, si parla di un tombino che era stato diciamo sotterrato dall'asfalto e si è riaperto, non c'entra nulla con Eri, ma poi chiederemo meglio a Massimo Pesce quali sono, ecco, adesso gli step
step da fare per riaprire la strada, ma abbiamo parlato un po' con tutte le persone che stanno lavorando e dicono che l'intervento è stato tempestivo, mentre ti racconto che i ragazzi vanno a piedi a scuola, perché ovviamente qua c'è il nautico, la strada è chiusa, c'è solo un piccolo marciapiede dove stanno passando ciclisti e pedoni. Ovviamente anche da un punto di vista pedonale è difficile in questo momento passare in quella che è la strada, che è totalmente chiusa, però a breve Massimo Pesce ci darà tutte le info con riapertura e quali sono anche lo stato di avanzamento dei lavori. Ecco, l'ho visto arrivare, vediamo, lo facciamo entrare in diretta, Angelo. Allora aspettiamo mentre lo microfoniamo, lo dotiamo anche di ritorno in modo da poterlo avere, diciamo, in diretta. Diamo il benvenuto al vice sindaco di Catania Massimo Pesce. E allora possiamo andare, Edoardo, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Sì. Allora, vice sindaco, ci spiega cosa sta succedendo? È un tombino che è saltato, comunque ha creato questa voragine. Non si tratta del ciclone Harry, non sono danni idrogeologici. Per fortuna no, si tratta di una camera di ispezione del servizio idrico in disuso da anni, che evidentemente anni fa, quando è stato appunto messa in disuso, non è stata asfaltata bene, probabilmente perché ha ceduto il tombino. Infatti come vedete, abbiamo allargato il tubo, i nostri tecnici sono subito intervenuti, ieri è stato qui il sindaco in persona, crediamo che adesso con un sopralluogo anche di sidra per accertarci ovviamente che non ci siano tubature. Poi procederemo ovviamente a riasfaltare, ovviamente con un'azione di riempimento della parte appunto che ha creato questa sorta di mini buco, mini voragine che non è comunque collegata per fortuna non è collegata con il ciclone. Poteva accadere comunque, è accaduto per questioni di coincidenze adesso, e quindi magari si pensa che possa essere collegata al ciclone, quindi a breve credo interverremo dopo il sopralluogo della sidra e speriamo in mattinata di poter finire le operazioni e poter immediatamente subito dopo aprire di nuovo la strada al traffico. Quindi siamo ottimisti per questo, lo ribadiamo, perché ho letto tantissimi commenti su Facebook sotto il post del sindaco che si parla di zona frana, che il lungomare in questo momento ha avuto dei danni enormi. Proprio il sindaco ci diceva al nostro focus, no, che avete firmato col Dipartimento di Geologia dell'Università di Catania per capire un po' qual è lo stato del lungomare. Non si tratta del ciclone Harry, è un danno, ecco, che già c'era e che non è, come ha detto lei, è una coincidenza. Quindi questo per un po' tranquillizzare quelli che sono tutti i catanesi che hanno chiesto. Questo ci hanno detto i tecnici, perché noi ovviamente ci affidiamo ai tecnici, i tecnici ci hanno detto questo e quindi ci hanno rassicurato in questo senso, e quindi almeno da questo punto di vista in questo momento siamo assolutamente sereni che il problema verrà risolto ed è appunto soltanto una coincidenza, purtroppo. E a breve riaprirà anche la strada, che è chiusa in questo momento al traffico. Certo, è chiusa al traffico, se prima non riempiamo questa sorta di voragine che si è creata, piccola voragine, che poi è la camera di ispezione che era vuota, ovviamente non c'è stato, quando fu asfaltata non fu riempita. Faremo riempimento, asfaltiamo e subito dopo, appena asfaltata, la strada può essere assolutamente percorribile. Angelo. D'accordo, allora grazie per questo intervento dal lungomare di Catania. Possiamo chiedere è difficile perché in questo momento non è diciamo, dotato di auricolare, quindi non ci sente il vice... Riferisco io la domanda, sì. Puoi girare tu la domanda. Sì. Le operazioni che riguardano chiaramente questo intervento, a queste operazioni seguiranno anche comunque dei controlli per verificare se lungo il tratto ci sono altre criticità prima della riapertura, diciamo, del lungomare? Ovviamente chiede Angelo se ci saranno dei nuovi controlli, penso anche con i georadar, per capire qual è lo stato del lungomare negli altri tratti interessati ai lavori di manutenzione che state facendo in questo momento. Questo è la prima cosa che ha detto il sindaco, prima di operare appunto, di intervenire per ripristinare i luoghi. La prima cosa che ha detto è appunto che vorrà effettuare queste verifiche e già ha dato mandato per iniziare appunto queste verifiche e subito dopo potremmo intervenire al di là dei fondi statali, regionali o comunali. Il sindaco per prima cosa ha detto proprio questo: verifichiamo lo stato del costone, appunto di tutta la scogliera del lungomare e poi interveniamo. Bene Angelo, ringraziamo il vice sindaco Massimo Pesce, a te la linea. Grazie, allora buon lavoro, e adesso invece noi ci fermiamo per pochissimo e fra poco parleremo di altro, parleremo di come
ai ragazzi possa essere spiegato il rischio del fumo attraverso anche un videogioco. Tutto questo fra pochissimo. I pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè stavo pensando alla stessa cosa, diciamo ora queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, torniamo di nuovo in diretta. Buongiorno Sicilia, stamattina è una giornata complicata per via anche delle condizioni del tempo meteo. Abbiamo visto sulla zona del Messinese ci sono delle criticità, fra poco torneremo di nuovo a sentire il nostro Francesco Triolo che è sul campo. Buongiorno intanto al professore Antonio Mistretta che è docente ordinario di Igiene Università di Catania ma anche direttore della comunicazione dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la parte scientifica, chiaramente. Allora, professore, stamattina parliamo di questo videogioco, un videogioco studiato per raggiungere i giovanissimi e in qualche modo fare capire loro quanto è dannoso il fumo, no? Certo, innanzitutto grazie per l'invito ed è particolarmente bello parlarne qui perché è a Catania che è nato questo videogioco. Si chiama L'Isola dei Fumosi ed è un videogioco che in realtà è nato nel 2013, adesso c'è da pochissimo, proprio da qualche mese, da un paio di mesi, c'è la nuova versione aggiornata. È un videogioco che sfrutta quindi tutte le potenzialità dei giochi per divertirsi, però costringe a imparare, a incamerare informazioni su quanto il fumo e non soltanto il fumo, gli stili di vita errati possono incidere sulla salute dei ragazzi, degli adolescenti. È un'esperienza dunque educativa, costruttiva quella che avete pensato in collaborazione anche con AERC. Sì, è stato, l'abbiamo proposta all'AIRC, io e un mio carissimo amico Antonio Sorrentino, che mi fa piacere ricordare che purtroppo non c'è più, è mancato molto giovane, e abbiamo ideato questa cosa. Io avevo un background di studi appunto medici, quindi non avevo competenze in questo campo, però mi piaceva moltissimo riuscire a trasformare quello che sono le informazioni in maniera, una comunicazione più che passi realmente ai ragazzi. E siccome noi sappiamo che il gioco è una delle metodiche più importanti e naturalmente adesso i giochi sono le app, in realtà l'Isola dei Fumosi è una app. C'è un percorso attraverso varie fasi di quest'isola e alla fine si giunge poi alla fine del gioco quando però hai collezionato tutta una serie anche di informazioni e di nozioni che ti spingono a riflettere. Si va a step. Si va a step in modo tale da arrivare poi alla conclusione. E questa versione è una versione ultima, la versione precedente addirittura è stata la migliore app no profit d'Italia nel 2015. E questa che è appena rimodulata dall'AIRC è una versione che ci consente davvero di
di poter diciamo, saggiare questo canale come un canale importante da arrivare, per far arrivare il messaggio. Una cosa che cui tengo particolarmente è che questo gioco viene poi giocato dalle scuole italiane, da tutte le scuole italiane. E a questo volevo arrivare, perché c'è un contest, sì, c'è un contest dove i ragazzi... Scade il 2 marzo, quindi per le scuole catanesi e siciliane in generale che volessero partecipare a questo contest hanno tempo fino al 2 marzo per potersi, quindi andate sul sito dell'AIRC, il tempo non è moltissimo, però è una cosa a cui io tengo particolarmente perché poi vengo sempre invitato a Milano al momento della premiazione all'Istituto Nazionale dei Tumori e solo una volta una scuola siciliana di Palermo ha vinto, quindi a me farebbe molto piacere che giocassero anche gli siciliani, visto che è nato in Sicilia, è un gioco siciliano, catanese. Anzi, professore, ma i ragazzi rispetto a questa esperienza come si pongono? I ragazzi sono molto soddisfatti perché in realtà giocano, quindi perché è un videogioco divertente, non è un barboso. È un videogioco dove ci sono dei nemici, sì, insomma, sì, con cui bisogna sfuggire. C'è lo Smoke Buster che poi riesce a liberare i vari settori, c'è la palude che rappresenta i polmoni, ci sono le varie aree proprio dell'isola, varie sezioni dell'isola e poi alla fine quello che arriva alla fine c'è una specie di laboratorio in questa nuova versione. Esiste un kit per cui i ragazzi sono dotati di questo kit che poi in classe, diciamo... No, ci sono tanti giochi, sono kit di tanti giochi che l'AIRC nella sezione AIRC Scuola produce. Questo invece è proprio una app, quindi è scaricabile gratuitamente da qualsiasi app store. Si chiama Isola dei Fumosi, è facilissimo, quindi questo addirittura è gratis, è gratuito, anche i kit sono gratuiti, basta richiederli poi attraverso i canali ufficiali del sito dell'AIRC. E per i vincitori che cosa c'è? Per i vincitori loro hanno trascorrono una giornata all'Istituto Nazionale dei Tumori dentro i laboratori, oltretutto poi c'è tutta una premiazione anche simbolica. Il contest è a vari livelli, quindi è molto interessante perché spingono a produrre del materiale poi le classi o i singoli ragazzi che giocano a questo videogioco. È una maniera per trasmettere informazioni sugli stili di vita che però diventa più meno frontale, meno formale, non è una lezione, perché noi sappiamo benissimo che fare le cose è quello il passaggio ulteriore che consente poi di poter avere dei risultati. Certo è velleitario dire che giocando con la app si acquisisce un comportamento, però è una parte, un tassello, e poi il comportamento va rinforzato e ovviamente diciamo perseguito per tutta la vita, però è un metodo, uno strumento didattico che mi fa molto piacere appunto presentare oggi in trasmissione qui, perché è proprio nato qui a Catania. Allora, ricordiamo le date: entro il 23 febbraio ci deve essere il completamento del gioco, va completato, poi l'elaborato va inviato entro il 2 di marzo e i vincitori si conosceranno il 25 marzo del 2026, quindi fra poco meno di un mese, diciamo, poco più di un mese. Ma i tempi ci sono per poterlo fare, perché il gioco è facile, è divertente, non è una cosa noiosa e anche insomma, i ragazzi sono capacissimi di produrre elaborati sicuramente vincenti. Ogni volta io quando vengo invitato a questa premiazione resto esterrefatto dalla creatività che hanno i ragazzi, molto molto maggiore di quella nostra. Grazie al professore Antonio Mistretta, che ricordiamo è docente di igiene all'Università di Catania e direttore del servizio comunicazione scientifica all'Istituto Superiore di Sanità. Professore, le chiedo di restare al suo posto, perché dobbiamo fare un cambio di collegamento, cioè dallo studio andiamo fuori, perché adesso andiamo da Francesco Triolo, come dicevamo, a Messina. Nel messinese ci sono delle criticità dovute al maltempo, all'aggiornamento in diretta, vedo già collegato anche Marco Gullà, fra poco andremo anche a Palermo, ma intanto Francesco, sei praticamente al centro di Messina e vediamo che un albero praticamente è stato abbattuto dalla furia del vento. Angelo, sì, mi sono spostato in centro a Messina, siamo proprio di fronte alla stazione centrale, via La Farina, angolo via Tommaso Cannizzaro, pieno centro di Messina. Questa è la cosiddetta Villetta Quasimodo,
un albero è crollato, è uno dei tanti alberi che sono crollati nella notte. Il comandante della polizia municipale, Giardina, che si trova qui sul posto, ci ha detto che a Villa Dante, in via Geraci, in via Roosevelt, ci sono tantissimi alberi caduti, sono stati dovuti chiamati in servizio tutti gli agenti della polizia municipale per dirigere il traffico, anche quelli che erano in reperibilità. Qui ci sono al lavoro le squadre del comune per cercare di liberare le corsie, perché naturalmente questo incide anche sulla viabilità. Questa è una zona un po' più fortunata, perché c'è la corsia del tram che in questo momento non è in attività, e quindi può essere utilizzata, ma ci sono strade in cui si viene veramente bloccato. Fortissimo vento, come potete vedere, anche perché trema tutto. Però questa è la situazione attuale anche in centro a Messina, dove vi abbiamo raccontato come l'autostrada è stata chiusa e poi riaperta intorno alle 8:10, 8:15. Naturalmente anche la conta dei danni, la conta della situazione è tutto inutile dopo una nottata veramente difficile e con un vento davvero fortissimo, che è arrivato anche a 158 km/h di media. Grazie Francesco Triolo per questi aggiornamenti. Adesso ci fermiamo per vedere le previsioni meteo e poi altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, dove ritroveremo condizioni di generale stabilità inizialmente sull'Italia, poi peggiore in serata al nord-ovest e sulla Sardegna tornano le piogge. Per quanto riguarda la Sicilia sarà una giornata nel complesso non male, ci sarà il sole, gli ultimi disturbi, gli ultimi piovaschi mattinata sul Messinese e poi migliora anche qui. Il vento ancora vivace con mari attorno all'isola generalmente mossi o molto mossi, comunque in giornata c'è un calo del Motondoso. Non fa freddo, temperature sulle località di mare prossime ai 20 gradi. Sabato invece arriva il ciclone di San Valentino sull'Italia, un minimo di bassa pressione sul Tirreno, tornano le nuvole, tornano le piogge via via anche in Sicilia, con clima nuovamente ventoso, venti in rinforzo di libeccio. Le temperature stabili o addirittura in ulteriore lieve aumento, specie sul lato ionico. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo. Allora, torniamo di nuovo insieme e adesso parliamo di una iniziativa di solidarietà e ringrazio per essere con noi Padre Roberto Catalano, che è il parroco della Chiesa Cristo Re e canonico della collegiata. Così dalla redazione mi segnalano, e poi buongiorno anche a Carmelo Rizzo, che è aspirante diacono ma anche insegnante. Allora, parliamo di questa iniziativa di solidarietà per il ciclone Harry, ma anche per la frana di Niscemi. 3 giorni intensi. Tutto nasce da una idea. Mentre guardavamo il telegiornale insieme si diceva ma nessuno sta dicendo di Niscemi, nessuno parla o poche persone a livello nazionale. E allora abbiamo voluto lanciare un segnale. Avevamo già previsto per le conclusioni delle feste agatine uno spettacolo di Anita Vitale e altre persone. E allora abbiamo trasformato il tutto da un chiusura festeggiamenti parrocchiali per Sant'Agata a una iniziativa, trasformandola in una iniziativa benefica. Tutto quello che si ricava per lo spettacolo andrà in beneficenza. E perché questo? Sentendo Fiorello che c'è il codice IBAN della protezione civile. Devo dire che anche le nostre emittenti, la nostra azienda, ma solo a livello siciliano, ha in qualche modo abbracciato questa iniziativa della protezione civile, e anche durante i festeggiamenti agatini abbiamo ricordato più volte come fare per versare questi contributi che possono aiutare anche una piccola... Non saremo certamente noi a risolvere il problema. Però possiamo sostenere, certo, ci mancherebbe, possiamo aiutare. Carmelo Rizzo, allora, questa è un'iniziativa che parte dalla parrocchia ma coinvolge un gruppo culturale, il gruppo culturale Padre Gaetano Zito. Sì, il nostro gruppo culturale che ormai da qualche anno, dal 2023,
che abbiamo iniziato a fare i primi passi. Dal 2023 abbiamo voluto dare alla città tanti piccoli segnali, abbiamo voluto dare appunto dei segnali da livello culturale, ma anche a livello di contrasto alle mafie, anche di sensibilizzazione alla legalità. Quindi abbiamo fatto tanto. Anche l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo fatto anche un'iniziativa contro il femminicidio, siamo venuti qui anche con la dottoressa Scavo, quindi abbiamo fatto tanto. Questa era una delle tante iniziative che volevamo fare proprio perché era dedicata alla poesia, è uno spettacolo che si intitola Un posto chiamato Poesia ed è uno spettacolo scritto apposta per noi. Anita Vitale ci ha chiamato proprio a fine gennaio dicendomi: guarda Carmelo, abbiamo completato, abbiamo scritto lo spettacolo pensato per voi, per la festa di Sant'Agata. Noi già abbiamo fatto qualcosa per Santa Rosalia, possiamo venire a Catania? Certo, ovviamente, l'abbiamo ospitata. Poi con padre Roberto, appunto, seduti a tavola, guardando proprio il vostro telegiornale all'ora di pranzo, e abbiamo pensato: ma perché non fare un passo in avanti, non solo cultura, donare cultura, ma anche incentivare a condividere, ad essere partecipi anche le stesse persone. Le persone quindi ormai non sono solamente spettatori, ma sono parte del nostro gruppo culturale, stiamo facendo rete e tra questa rete c'è tanta bella gente, tante belle persone che anche hanno fatto parte delle istituzioni, continuano a fare parte delle istituzioni, che ci danno una mano e ci sollecitano e danno soprattutto consigli. E questo è uno dei consigli che ci hanno dato, quello di fare beneficenza. E nel concreto come si può fare questa beneficenza? Allora, in concreto praticamente è questo. Stasera praticamente sarà un concerto ad ingresso libero, ma ognuno potrà fare un'offerta libera. E già ne abbiamo avute di offerte, dobbiamo dirlo, già la generosità è stata palese in questi giorni che hanno preceduto questo evento. Ognuno potrà lasciare quello che vuole. Come dice padre Roberto, da 1 centesimo a 1 milione di euro. A 1 milione di euro. Chi può? Noi speriamo di poter raggiungere, diciamo, il traguardo più lontano e la somma più grande che si possa immaginare. Quindi abbiamo pensato questo, e poi anche ci saranno altri 2 giorni, domani, sabato e domenica. Tutto quello che durante la messa la generosità della gente condivide con noi a sua volta lo daremo alla protezione civile. Ai piedi dell'altare ci sarà una statua, un nuovo simulacro di Sant'Agata. Abbiamo fatto realizzare da 2 artisti locali, Giuseppe Giuffrida di Mascalucia, il pittore soprattutto, ha fatto una nuova statua di Sant'Agata che abbiamo quindi in parrocchia. È una ragazzina bellissima di 15 anni, vi invito a vederla. E lì ai piedi, accanto a Sant'Agata, ci sarà una piccola colonnetta dove ognuno con una busta in modo anonimo potrà dare quello che vuole. Quindi ai piedi di Sant'Agata, nel silenzio, nel nascondimento, ognuno potrà fare quello che può e che potrà per gli altri. Padre Roberto, lanciamo questo appello, insomma, siamo qui, così chiudiamo questo nostro incontro di stamattina. Ieri mi ha commosso un dono che ho, una famiglia che mi ha presentato un dono, dei dolci tipici di Niscemi, perché sono originari di Niscemi e voleva la sua famiglia ringraziarmi. Io invece non solo ringrazio per il dono che ho ricevuto, è anche buono, ma ringrazio tutti coloro che in questi 3 giorni, stasera, sabato e domenica o anche dopo, hanno intenzione di condividere quel poco con chi in questo periodo sta soffrendo per la perdita o del lavoro o della casa, o meno male che non ci sono state vittime. Soprattutto questo. Ecco, questo è l'invito, grazie sin da subito. Grazie allora a padre Roberto Catalano, che è il parroco della Chiesa Cristo Re, e grazie anche a Carmelo Rizzo, che è aspirante diacono e anche insegnante. Allora, io vi chiedo di restare con me in studio, perché apriamo un'altra finestra sul lungomare di Catania, dove adesso sentiamo anche il sindaco Enrico Trantino, che ieri
con il suo messaggio in qualche modo sui social ha avvertito delle difficoltà che si stavano vivendo sul lungomare, di questa voragine che si era aperto per un tombino che non era stato in maniera diciamo perfetta chiuso e risistemato, e che ha lanciato non solo l'appello a tutti i catanesi a non percorrere quel tratto di strada, ma ha anche annunciato che ci sarebbe stato fatto tutto in tempi molto celeri, e stamattina abbiamo visto infatti che gli operai già da ieri lavoravano e stamattina stanno ancora lavorando. Andiamo allora da Edoardo Sergi e dal sindaco di Catania, a lungomare, con il sindaco. Esatto Angelo, i lavori sono ripresi, però siamo col sindaco proprio per far chiarire qual è il danno in questo momento. È un tombino che è saltato, non c'entra nulla col ciclone Harry. Assolutamente, ridimensioniamo anche perché quel video che ho fatto ieri è stato nell'immediatezza, quando ancora le informazioni erano assolutamente frammentarie e provvisorie. Si tratta di una vecchia camera di ispezione che non dovrebbe servire più la conduttura e quindi che può essere tombata. Stiamo compiendo questi ultimi accertamenti e in un paio d'ore mi diranno se l'esecuzione dei lavori, così come per adesso parrebbe, possa essere interamente realizzata oggi e quindi, provvedendosi anche all'asciugatura del calcestruzzo, già riaprire stasera stessa la strada. È stato provvidenziale quello che è accaduto perché comunque avevamo noi già pianificato un intervento per verificare tutta la situazione di questi tombini che si trovano lungo il lungomare per la realizzazione della nuova idea progettuale che sta prendendo corpo. Per fortuna non si è verificato nulla, non è successo nulla ad automezzi o qualcosa che potesse compromettere l'incolumità degli altri. Adesso naturalmente questo lavoro che stiamo facendo qui ci induce ad accelerare l'attività di ispezione nelle altre camere di ispezione, chiedo scusa la ripetizione, lungo il lungomare, in modo da stare certi che non ci possano essere altri collassamenti. Sindaco, lei mercoledì ha detto che avete firmato col Dipartimento di Geologia appunto una sorta di collaborazione per capire qual è lo stato dell'arte del lungomare di Catania con la morfologia della scogliera che è cambiata, quindi le volevo chiedere appunto con questi georadar quando si inizierà a capire qual è appunto lo stato del lungomare di Catania e della scogliera del lungomare di Catania. Dico subito che questo però non c'entra niente. No, certo, sì. Geognostico. Stiamo portando la delibera in giunta perché si tratta di una convenzione con il Dipartimento di Geologia dell'Ateneo Catanese e quindi verificheremo tutta la situazione del lungomare. Io credo che saremo in grado di cominciare da qui a una decina di giorni, un paio di settimane, però mi sto esprimendo con molta approssimazione perché non ho chiesto ancora quale sia il cronoprogramma effettivo. L'unica cosa che invece ho sollecitato è la massima urgenza perché abbiamo bisogno di ripristinare la situazione il prima possibile, purché sia garantita però la sicurezza. Quindi oggi potrebbe riaprire il lungomare. Angelo, se tu hai domande il sindaco ti dovrebbe sentire. Una sola domanda per il sindaco. Sì. La chiusura del lungomare ha creato problemi sul traffico cittadino stamattina? Allora non mi risulta, io sono appena giunto e ho visto che nell'incrocio che c'è con Via del Rotolo la situazione è assolutamente fluida, serena, quindi non mi risultano che vi siano degli impatti sul resto della circolazione. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli perché evidentemente la gente ha subito individuato delle soluzioni alternative. Grazie. Sì Angelo, confermo anche io che per arrivare da Via del Rotolo e Via Barraco la strada è libera. Linea a te. Grazie, ringraziamo il sindaco di Catania Enrico Trantino, grazie anche al nostro Edoardo Sergi. Lo vedo, un attimo andiamo a Palermo solo per un saluto e fra poco torneremo di nuovo, sentiremo il nostro Marco Gullà. Buongiorno a te Marco, fra poco saremo dunque a Palermo e adesso invece ci fermiamo, breve sosta e poi andremo a Palermo a parlare di queste buche che rendono le strade praticamente impercorribili. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo a Palermo. Marco Gullà, le strade colabrodo, con te ci sono degli ospiti, ma intanto c'è Davide Grasso che è un consigliere di circoscrizione. Sì, buongiorno Angelo, buongiorno. Tra l'altro oggi a Palermo è una giornata assolutamente particolare, visto il vento che in questo momento soffia sulla città. Noi siamo in via Geremia, all'altezza del civico 19, tra l'altro si incrocia con il quartiere Enoce. Vi faccio vedere, se riusciamo a inquadrarla, questa buca qui, che è un po' anche l'icona dell'emergenza
strade che c'è in città. Perché? Ce lo facciamo spiegare direttamente da Davide Grasso, che è il consigliere della circoscrizione di questo appunto quartiere. È un po' l'icona. Perché, Davide? Sì, intanto qui la situazione è inverosimile. Questa strada era stata fatta 3 mesi fa da un noto supermercato aperto proprio 3 mesi fa, in quanto ha avuto l'autorizzazione da parte del Comune di Palermo per rifare il manto stradale. Quindi la strada, il perimetro del supermercato era impeccabile, era immacolato. Poco tempo fa, 20 giorni fa, sono venuti a fare dei lavori su una fognatura proprio qui al Civico 19 di via Pietro Geremia, ed ecco qui il risultato. Quindi il supermercato rifà la strada grazie ad un'autorizzazione, viene una ditta mandata appunto dal comune, una municipalizzata, e combina insomma il guaio, la gente non sa cosa fare, la gente si lamenta, qui doppio danno. È un paradosso, perché cioè la strada era stata orbitata tra l'altro da un privato, e la ditta subappaltatrice appunto, possiamo dire anche dell'AMAP, ha invece danneggiato il manto stradale. Assolutamente sì, quindi doppio danno, anzi triplo danno, 1 al centro commerciale, al supermercato, 2 ai cittadini che pagano le tasse, 3 perché questi cittadini non solo pagano le tasse, ma in più dovranno andare purtroppo dai meccanici, dai commisti, per farsi riparare la macchina, la moto. Qui sta passando per esempio una moto, ed è sicuramente potrebbe anche cadere da un momento all'altro, prendendo insomma le buche. No, perché me la vogliamo mostrare, Angelo, se mi fai appunto ridare anche la linea, ecco qua, perché è davvero incredibile. Questa è una delle tante buche che in questo momento attanaglia proprio la città di Palermo, ma qui se passa un ciclomotore è un problema anche per voi che siete Presidente. Sì, assolutamente, è un problema per le macchine perché risulta un danno economico, sono tantissime macchine che hanno i problemi che le ruote vengono distrutte veramente, quindi sono costretti a sostituirle. È un danno oltre che economico alla salute dei ciclomotori, che c'è veramente il rischio che possa accadere qualcosa di molto più grave, ed è un problema molto diffuso. L'intero quartiere nostro. Ti chiedo scusa, abbiamo difficoltà nell'audio perché il vento evidentemente disturba. C'è vento e ci spostiamo verso, ecco qua. E sì, oggi come dicevamo Davide è una giornata abbastanza particolare. Abbiamo l'ultima domanda per te. È un'emergenza buche che riguarda ovviamente il tuo quartiere, la tua circoscrizione, ma anche tutta la città. Penso a Via Villa Grazia, penso anche alle zone periferiche. Palermo è piena di buche che tra l'altro non solo danneggiano le auto e i ciclomotori, ma possono rappresentare delle trappole, in questo caso anche per un pedone. Sì, è una città pienissima di buche, un paradosso. Una buca per esempio in via Sera di Falco numero 78 l'abbiamo rifatta fare 4 volte dopo aver insomma otturato quindi la buca. L'indomani, dopo 5 giorni, al massimo 6 giorni, ritorna nuovamente la buca, quindi dei lavori fatti male, insomma non fatti con del materiale non a regola d'arte, ecco, non come era stata rifatta 2 mesi fa questa strada, per intenderci. Quindi i lavori sicuramente non fatti bene, quindi quando si fanno dei lavori sicuramente si deve cercare di ripristinare quello che era a regola d'arte. Angela, poi. Sì, grazie allora per questo collegamento da Palermo, grazie ai tuoi ospiti. Stamattina andiamo davvero di fretta e speriamo che il problema comunque delle buche possa essere risolto quanto prima. Poi magari ci fai un check, non c'è più in questo momento il nostro Marco, però volevo capire se c'erano delle novità anche da un punto di vista meteo. C'è l'oroscopo adesso? Allora sentiamo la sigla e poi sentiamo anche Marco Amato. Buongiorno Marco, bentornato. Siamo nel fine settimana, è un fine settimana turbolento, ventoso, come hai sentito, avuto modo di vedere. Che cosa ci riservano però le stelle? Beh, tra lampi, fulmini, saette e tempeste, le stelle dicono molto bene. Sarà un weekend veramente molto importante e soprattutto è importante la giornata di domani. Non solo perché San Valentino,
scusate, ma anche perché Saturno cambia segno zodiacale. Il gigante planetario, infatti, che determina molte cose, tra cui l'assetto del reale, l'economia e i sistemi di potere, entra nel segno zodiacale dell'Ariete, l'aveva già preceduto Nettuno, per cui cambiano le governance, come dicono da un po', per cui tutta una serie di provvedimenti verranno finalmente, dopo 14 lunghi anni, applicati per risolvere una serie di questioni. Sicuramente a livello globale la nostra Sicilia e il mondo dovrebbero godere di benefici molto più positivi, evidenti e vantaggiosi. Ma vediamo per i segni zodiacali cosa porta questo weekend. Ariete, per voi un misto tra amore e una scelta di vita, per cui riprenderete in mano i dettami di una serie di cose e poi vorrete fondare sull'amore un qualcosa di più solido e di continuo nel tempo. Toro, per voi Saturno cambia segno zodiacale, si mette un po' nella posizione di farvi intendere il futuro come una prospettiva di investimento su qualcosa su cui bisogna pur rischiare. Gemelli, per voi Saturno diventa amico e finalmente, dopo tanto tempo che trottate un po' a destra e a manca, ecco che finalmente trovate una direzione unica. Cancro, inizia una quadratura molto importante, è finita un po' l'era dei capricci sentimentali e affettivi e il lavoro chiederà il suo tributo. Leone, ottime notizie per voi, perché inizia un ciclo nuovo della vostra vita. Per voi questa configurazione è la realizzazione di desideri. Vergine, gioite perché Saturno e Nettuno dopo 14 e 3 anni hanno finito di vessarvi, per cui inizia per voi un cielo sereno e sgombro da nubi. Bilancia, per voi inizia un'opposizione molto importante. La bilancia, che tenta sempre di fare contenti tutti e di mettere tutto in moto armonico, dovrà fare dei tagli e delle rinunce. Scorpione, per voi è una perdita di un appoggio, proprio perché Saturno dismette il suo trigono, per cui siete diventate grandi, avete maturato, adesso è il caso di andare con le vostre gambe. Sagittario, ottimo per voi, perché Saturno diventa un alleato potente per tutti i progetti che avete in mente e li realizza. Capricorno, è Saturno il vostro pianeta, per cui questo cambio di direzione vi fa un po' più agguerriti e vi fa scalare una vetta ambiziosa che avevate da tempo, un anelito che volete portare a termine. Acquario, per voi Saturno diventa una cartina di tornasole a livello comunicativo, per cui vi fate più selettivi, ma sicuramente più concreti e più solidi. Pesci, per voi è un cielo sereno, si finiscono una serie di incombenze, di problematiche e lasciano spazio ai pesci di godere di una Venere, soprattutto a San Valentino, che è quella che ama di più, la Venere in esaltazione. Buon San Valentino a tutti, in particolare a Pesci, Cancro e Scorpione, e buon Saturno ad Ariete, Leone e Sagittario. E buon weekend a tutti e ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci rivediamo lunedì. Intanto noi andiamo a vedere qualche curiosità dai quotidiani con Luca Ciliberti. Allora, una notizia che ieri ha fatto indignare tutta Italia, questa che arriva da Napoli, il dramma del bambino trapiantato, 6 indagati per il cuore difettoso. In realtà questo cuore è stato trasportato, doveva essere trasportato di urgenza in poco tempo per salvare un bambino. Questo viaggio è stato disastroso, addirittura l'organo non ha funzionato più perché è stato bruciato, si è seccato durante il trasporto. Adesso insomma c'è un'indagine su questa questione, quindi questo è il tema che riguarda appunto questo bambino. In chiusura vi faccio vedere anche un'altra notizia che riguarda le donne, perché tutti si riempiono la bocca con le quote rosa anche nella nostra regione, però per le donne ci sono meno posti di lavoro e stipendi più bassi. Questa è una notizia con il quale ci si fa ormai i conti d'anni. Il gap di genere post laurea nel rapporto alma laurea, veloci negli studi ma poi svantaggiati al lavoro, quindi le donne hanno ancora una carriera tutta in salita. Grazie anche a Luca Ciliberti, grazie
a quanti hanno lavorato oggi per la realizzazione di Buongiorno Sicilia. Ringraziamo Francesco Triolo per il suo contributo da Messina e ci ha aggiornato sul maltempo, sulle condizioni meteo che stanno in questo momento imperversando. Grazie anche a chi ha lavorato in regia, Francesco Gigante, a Massimo Ceraulo, ad Angelo Pandolfo, a Fino La Legge che è stato in esterna assieme a Edoardo Sergi e a tutti coloro che sono stati impegnati per questa produzione. Mi fermo qui, torna lunedì prossimo Buongiorno Sicilia, adesso vi lascio i programmi della rete.